Amici di Directa Sport, siamo a Porto Torres, benvenuti al Palamura. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Cesare Donati si apprestano a raccontarvi GSD Porto Torres Dinamo Lab e la gara di ritorno della finale quinto-sesto posto del campionato di Serie A, con le squadre riunite negli huddle di fronte alle rispettive panchine. Noi andiamo a darvi lettura degli starting five, delle scelte iniziali dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla Dinamo Lab guidata da coach Massimo Bisin, che parte con il numero 7 Spanu, il 10 Pellegrini, il 13 De Miranda, il 14 Cagliazzo e il 33 Villafagne per quello che riguarda invece la squadra quest'oggi in casa allenata da Lamin Sene. Si parte con il 00 Rossetti, il 12 Gomez, il 14 Puggioni, il 16 Pedron e il 23 Sofiane Meyawi Derby. Tutto isolano, quasi tutto sassarese, per decidere chi chiuderà al quinto posto nel massimo campionato 2020-2021 di basket in carrozzina. Gara 1 disputata nella giornata di giovedì, che ha visto la squadra di Massimo Bisin imporsi con il punteggio di 62-55, 30 punti per un sontuoso Leandro De Miranda. Questo è il miglior realizzatore della Dinamo per Porto Torres. 3 uomini in doppia cifra, 21 per Rossetti, 10 per Gomez e 14 per Sofiane Meyawi a chiudere la lista dei giocatori che sono andati in doppia cifra nella gara d'andata per la Dinamo. Gustavo Villafagne con i suoi 10 punti. Si sta per alzare la prima palla 2 della sfida. Gli arbitri saranno i signori Gianfranco Solinas e Marco Mameli, entrambi di Sassari Dinamo, che nel corso di questa prima frazione attaccherà da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione con la maglia blu. Maglia invece prevalentemente bianca per Porto Torres, che accelera immediatamente i tempi del primo tiro della partita con Gomez, che però trova solo i ferri. Il rimbalzo catturato da Rossetti, poi l'escursione in area di Meyawi che attira il raddoppio della difesa. Va da Puggioni, 2 secondi per il tiro di Porto Torres. Gomez raddoppiato e costretto a scaricare per Puggioni, ma non c'è più tempo. Porto Torres che inizia dunque con un tiro sbagliato e un'infrazione di 24 secondi. Dinamo che controlla il primo attacco della partita. Palla recapitata ora tra le mani di Claudio Spano, battezzato al tiro dalla difesa di Porto Torres. La tripla del numero 7 è corta e termina la sua corsa sul ferro del Palamura. Rettiene ancora in tonse Rossetti da Meyawi per invertire la tendenza. Eccoli qua i primi 2 punti della partita, a firmarli il miglior realizzatore della squadra guidata da Sene, sempre in doppia cifra Meyawi, fatta eccezione per la sfida di andata dei quarti di finale contro Padova. Sassari che prova a impattare immediatamente e lo fa con il canestro da sotto di Cosimo Cagliazzo. 8 punti per lui nella gara d'andata, che come abbiamo già ricordato si è disputata giovedì e ha visto la Dinamo imporsi con il punteggio di 62-55. 7 dunque i punti da difendere quest'oggi per la squadra di Bisini. Il piazzato dall'altezza della linea del tiro libero di Luca Puggioni trova il fondo della retina. Dunque Porto Torres avanti di 2-4-2 il punteggio a 8 minuti e 19 secondi rispetto al suono della prima sirena di quella che concluderà il primo quarto. Tripla di Villafagne, sfortunata la conclusione del giocatore argentino. Buona qui la transizione di Porto Torres con Meyawi che si protegge dal rientro difensivo di Pellegrini. Va a bersaglio il giocatore classe 1983. Ora Cagliazzo a varcare la linea mediana. Pellegrini da De Miranda, arriva il supporto con il blocco di Cosimo Cagliazzo. Cambio difensivo che porta Gomez sulle piste del numero 13, riceve all'altezza della linea della Carità Villafagne. Tiro morbido, il ferro lo accoglie. Si sblocca dunque il giocatore argentino, lui che, come abbiamo spesso ricordato nel corso delle nostre telecronache, è stato eletto miglior atleta paralimpico dell'America Latina 3 anni fa.
suo il canestro che vale i punti numero 3-4 per la Dinamo. Nel frattempo fallo fischiato alla difesa, prima infrazione per Cosimo Cagliazzo e anche il primo fallo della partita. 7 minuti e 16 secondi al termine del primo quarto. Porto Torres che guida con 2 punti di vantaggio sulla Dinamo Lab. Rimessa Megliaoui, ricezione Rossetti, Pellegrini in marcatura sul 2-0. Arbitri che fermano la partita. Ci saranno ancora 10 secondi per l'attacco di Porto Torres e si ripartirà dalla rimessa al lato per la squadra quest'oggi in casa. C'è un cambio in casa Dinamo. De Miranda abbandona temporaneamente il terreno di gioco e lascia il suo posto all'ex giocatore di Giulianova e Santa Lucia Roma, Cristian Fares, che dunque debutta nella sfida. Rimessa battuta da Porto Torres, tripla di Megliaoui che trova il ferro, poi la traiettoria si impenna, il rimbalzo viene catturato da Fares. Villafagne a giocare sul blocco di Fares, Cagliazzo, Pellegrini, fallo in attacco di Claudio Spanu. Questa è la segnalazione arbitrale, primo fallo anche per il numero 7, secondo di squadra per la Dinamo, e dunque si ripartirà dalle mani di Sofiane Megliaoui, che riceverà palla dal signor Solinas. L'altro arbitro, come ricordato in apertura, è Marco Mameli. Tanto arriva il primo time out della sfida al Palamura di Porto Torres. 6:54 al termine del primo quarto. Ci fermiamo anche noi. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Car Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Car Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Car Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in SAR. Nuovamente live dal Palamura di Porto Torres, nuovamente in campo GSD e Dinamo Lab dopo il minuto di sospensione chiamato da Lamin Sene. I suoi ragazzi guidano con il punteggio di 6-4. Ricordiamo che la gara di andata è terminata 62-55 per la Dinamo, che ha dunque 7 punti da difendere per aggiudicarsi il quinto posto nel massimo campionato di basket in carrozzina. Megliaoui pensa per un attimo alla tripla, sta con lui Cagliazzo, arriva il supporto di Gomez, buono il taglio di Rossetti sulla linea di fondo che sbaglia il lay-up, e allora rimbalzo Fares, apertura Villafagne, ricezione Cagliazzo, sale il numero 14, terza stagione in Sardegna per lui, posizione profonda per Fares che segna dopo aver ricevuto, subisce il fallo di Gomez. Dinamo che impatta a quota 6, primo fallo per Cristian Gomez e possibilità per i ragazzi di Bisin di mettere la testa avanti nel punteggio. Responsabilità affidata alle mani di Cristian Fares, l'ultimo arrivato in casa Dinamo, per lui 3 gare in doppia cifra nella sua esperienza bianco-blu. Segna Fares, che diventa in un sol colpo il miglior realizzatore di questa fase embrionale della gara per quello che riguarda la Dinamo. Megliaoui da Puggioni, stavolta il tiro dalle tacche non sorride al numero 14, sale Villafagne
prende posizione Fares nel pitturato, Villafagne slalomeggia contro Pugioni, grande giocata, non la prima e probabilmente neanche l'ultima per Gustavo Villafagne, un possesso pieno di vantaggio per la Dinamo quando ci avviciniamo alla metà del primo quarto, tanto Rossetti con l'iniziativa personale, così come fatto precedentemente da Gustavo Villafagne, si alzano i ritmi al Palamura, altri due per Porto Torres. Ora Villafagne dà un'occhiata a Pellegrini che lo sconsiglia dal servirlo e allora si cambia lato cercando e trovando Cosimo Cagliazzo, sta con lui Gomez. Buona la chiusura del giocatore argentino, Cagliazzo con un po' di fortuna a trovare il fondo della retina, si scusa un po' come solitamente fanno i tennisti quando colpiscono il nastro, probabilmente consapevole di quanto la dea bendata gli abbia sorriso in questa circostanza. Fatto sta che sono andati a referto altri 2 punti per la Dinamo Lab, che ora guida con il punteggio di 11-8, rimessa ben costruita da Porto Torres. Altro tiro di Pugioni che sbaglia la seconda conclusione consecutiva dopo aver mandato a bersaglio la prima. Villafagne, altra palla profonda stavolta per Fares, collassa bene nel pitturato la difesa di Porto Torres, la coppia Rossetti-Gomez a recuperare palla, arriva il fischio probabilmente contro Rossetti, dovrebbe essere stato lui l'autore del fallo, questa la segnalazione arbitrale prima e al tavolo poi fallo invece è di Cristian Gomez. Seconda infrazione del numero 12, 2 falli di squadra per Porto Torres, tutti commessi dal numero 12, tripla di Claudio Spanu, lunga, rimbalzo catturato da Pellegrini che poi perde la maniglia per un attimo, Cagliazzo si prende la linea di fondo, palla nella tasca per Claudio Spanu, la magata di Cosimo Cagliazzo, altri 2 per Sassari, primi della partita per Claudio Spanu, ma degno di nota il cioccolatino che Cagliazzo ha servito al suo numero 7, prova immediatamente a replicare Mejawi che prova con la forzatura a far entrare in partita se stesso prima e tutti i suoi compagni di squadra poi. 5 punti di vantaggio per Sassari, 12 complessivi per la squadra di Bisin. Villafagne sotto da Spanu che sbaglia un qualcosa di molto simile a un rigore. Porto Torres dorme a rimbalzo, ne approfitta Pellegrini, eccolo qua il quinto giocatore di Sassari ad andare a referto, punteggio di 15-8, tanto c'è qualcosa da sistemare nella sedia di Luca Pugioni. Allora noi ad approfittare di questa piccola pausa per offrirvi una fotografia di quello che è il tabellino al momento. Per Sassari ci sono 4 punti di Cagliazzo e Villafagne, 3 di Fares, 2 per parte per Spanu e Pellegrini, questi giocatori della Dinamo fin qui andati a bersaglio. Per Porto Torres 4 di Mejawi e 2 a testa per Rossetti e Luca Pugioni. Nel frattempo sfera che viene rimessa in moto da Sofiane Mejawi, che si avvale della collaborazione di Rossetti per guadagnare la metà campo offensiva. Rossetti che ha ancora qualcosa da dire ai direttori di gara, tiro un po' piatto qua di Mejawi, tabellone ferro e null'altro. Villafagne, arriva velocissimo Fares che prova a sfruttare il mismatch con Pedron. Villafagne si mette in proprio, stavolta l'iniziativa non è la migliore da poter prendere. Rimbalzo Porto Torres che ora risale il campo con Cristian Gomez, lo aspetta in area Pellegrini e lo costringe a allontanarsi dal canestro avversario. Ribaltamento per Rossetti, piazzato del 0-0, segna Stefano Rossetti che continua la sua personalissima battaglia con il duo arbitrale. Anche qui un'occhiataccia ai direttori di gara dopo il contatto che i fischietti non hanno ritenuto opportuno sanzionare. Sassari 10, Sassari 15, Porto Torres 10. Ora Pellegrini da Cagliazzo, passando per Villafagne, tiro sbagliato
rimbalzo a 2 tocchi per Rossetti, poi Mejawi si invola nella sfida con Fares tra numeri 23. Fares spende un buon fallo per non agevolare la costruzione di un buon tiro per Porto Torres. Il fallo di Cristian Fares è il primo per il numero 23 di Bisin. Mejawi, Gomez alle tacche, torna dal suo numero 23, cambio di direzione a disorientare Cosimo Cagliazzo. Gran giocata di Mejawi che però non viene coronata dal canestro. Ora Cagliazzo dall'altra parte del campo, ultimi 120 secondi di poco abbondanti al termine del primo quarto, palla complicata che Villafaña riesce comunque ad addomesticare in maniera egregia. Serve Claudio Spanu, conclusione pulita del 7 che eguaglia in poco più di 8 minuti il proprio bottino nella gara di andata, che è stata disputata giovedì e che, lo ricordiamo, è stata vinta da Sassari con il punteggio di 62-55. Sono 7 anche quest'oggi i punti di vantaggio per la Dinamo. Mejawi esce, Pellegrini lo sconsiglia dall'idea di prendere il tiro. A Mejawi poco importa se Claudio Spanu aveva trovato un tiro pulitissimo da una parte, è stato immediatamente emulato dal 23 di Kocsene. Meno 5 per Porto Torres, 1:16 al primo mini intervallo. Villafaña rientra Pugioni, Villafaña lo brucia, gioca con l'amico tabellone, ancora a segno il numero 33 della Dinamo, ex giocatore tra le altre di Extremadura e Badalona. Mejawi, palla per Gomez, un po' troppo alta, Spanu ruba per Sassari. Villafaña da Pellegrini per Fares, Pugioni non può stare con lui ed è costretto ad osservarlo, segnarne altri 2. Dinamo che prova a scappare. 9 punti di vantaggio per la squadra ospite. Mejawi, si muove Gomez, buono il taglio sulla linea di fondo. Cagliazzo spende un fallo piuttosto evidente per impedire al numero 12 un tiro piuttosto facile. Fallo di Cagliazzo che dovrebbe essere il secondo. Aspettiamo la segnalazione del tavolo per eliminare il condizionale. Da quanto ho appena detto arriva puntuale la segnalazione, confermato il secondo fallo di Cosimo Cagliazzo, coppia di liberi per Cristian Gomez. Il primo va a bersaglio. Porto Torres che ha fatto fatica in questo primo quarto a creare tiri puliti, punti facili a cronometro fermo che sono grasso che cola per i ragazzi di Sene. 1 su 2 per Cristian Gomez, primo punto della partita. Si spegne il cronometro dei 24, rimangono 13 secondi per l'ultimo tiro del primo tempo. Villafaña con una grande idea per Cagliazzo, altrettanto egregio il tentativo di Mejawi di sporcare l'attacco della Dinamo, a cui restano 10 secondi e 4 decimi per costruire un tiro e allargare ulteriormente la forbice tra le due squadre. Villafaña blocca per lui Fares, la tripla di Villafaña. Ferro e tabellone, un secondo per l'ultimo tiro di Porto Torres che non può arrivare in tempo utile. Suona la sirena al Palamura di Porto Torres. Termina il primo quarto. Porto Torres 13, Sassari 21. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo tra poco per la diretta del secondo quarto.
Tornano in campo GSD, Porto Torres e Dinamo Lab, gara di ritorno della finale quinto-sesto posto nel massimo campionato di basket in carrozzina che vi stiamo raccontando dal Palamura di Porto Torres. Primo quarto andato in archivio con la Dinamo avanti con il punteggio di 21-13. Sono arrivati i primi 2 punti, anzi i primi 3 punti del secondo quarto. A metterli a referto ci ha pensato Claudio Spanu. Dinamo sul ora più 9 dopo il canestro di Rossetti, più 9 a cui, lo ricordiamo, vanno aggiunti 7 punti con cui la Dinamo si è imposta nella gara di andata giocata giovedì al Palasport di Sorso. Dunque complessivamente Sassari a più 16. Partita ancora lunga, ma doppia sfida quantomeno orientata. Ora Cagliazzo si fa vedere e riceve Villafagne, pescato in fallo Pellegrini. Arriva il fallo lontano dalla palla da parte del numero 10 e allora rimessa per Porto Torres. Ora in campo con Mejawi, Falchi, Rossetti, Sallis e Gomez. Per Sassari Pellegrini, Villafagne, Spanu, Cagliazzo e Fares. Questi i 10 giocatori in campo. Esce dai blocchi Mejawi che prova a battere e lo fa Cosimo Cagliazzo, va sotto nonostante l'ostacolo di Fares. Va a segno l'ex giocatore di Santo Stefano, miglior realizzatore di Porto Torres fin qui, ma questa non è sicuramente una novità per chi è abituato a seguire questa squadra con costanza. 17 per la squadra in difesa, 24 per quella con la palla in mano. Villafagne rischia un po' nel tentativo di servire Cagliazzo, Gomez non troppo lontano dall'anticipo, poi Spanu a duello con Sallis. Altra palla persa per la Dinamo, stavolta 3 secondi di Cristian Fares. Seconda palla persa consecutiva per i ragazzi di Bisin. Ora Falchi ad appoggiarsi su Stefano Rossetti. Arriva il rimorchio di Mejawi, grande giocata di Sofiane Mejawi che prova a caricarsi i suoi sulle spalle. Già doppia cifra per il numero 23 di Porto Torres. Parziale in apertura di secondo quarto che sorride alla squadra di Sene. 6-3 in questi 2 minuti di poco abbondanti che si sono giocati nel secondo quarto. Spanu fuori da Cagliazzo, tripla sul close out di Mejawi, quantomeno impreciso stavolta il tiro del numero 14, che non fa del tiro dalla lunga sicuramente la sua caratteristica principale. Allora Mejawi per Porto Torres, Falchi che prova a prendersi un po' di inerzia, Piazzato che gioca col ferro ma non trova il fondo della retina, poi Pellegrini in mezzo a un cumulo di avversari che si sono tutti attardati nel tentativo di contenere il numero 10. Da sotto sbaglia Fares, la partita che si ferma perché c'è da consentire a Gustavo Villafagne di recuperare la più consona posizione per continuare la partita. Nessun guaio di rilievo per Villafagne. 7-18 all'intervallo lungo al Palamura di Porto Torres, padroni di casa sotto di 5 e con la palla in mano Mejawi. Si muove Gomez, il taglio di Bruno Falchi perso dalla difesa della Dinamo. È cambiato qualcosa sicuramente nel primo mini intervallo e in un battito di ciglia Porto Torres è a un solo possesso di distanza. Villafagne, blocco di Pellegrini che poi si prende la linea di fondo, palla in mano Cagliazzo. Ora Villafagne, palla corta per Cagliazzo, poi Pellegrini, tiro lungo che non si confà a un giocatore della qualità del numero 10 di Bisin. E allora Mejawi a orchestrare come abitualmente accade un altro attacco per il GSD. Solita marcatura di Cagliazzo, chiamato a un compito quantomeno arduo. Rossetti sbaglia la ricezione, poi Falchi non può prendersi il tiro dai 9 metri. Qua Porto Torres che
aiuta un po' con questa palla persa una Dinamo che stava facendo fatica. L'ha capito ancora meglio di noi Massimo Bisin, che ferma la partita consentendo anche a noi di prendere una piccola pausa. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Un parziale di 8-3 in avvio di secondo quarto ha consentito a Porto Torres di rientrare nella sfida contro la Dinamo Labo. Ora 3 le lunghezze che dividono le due squadre e noi a raccontarvi l'uscita dal time out della squadra di Massimo Bisin con Pellegrini che va fuori da Villafagne praticamente di tocco per Spanu, che scalpella l'opera d'arte del compagno di squadra sbagliando il tiro. Grande idea di Villafagne, che si direbbe in altri sport aveva rubato un tempo di gioco alla difesa costruendo un tiro in ritmo per Spanu, che ha sbagliato uno dei primi errori della partita del numero 7. Mejawi si butta dentro con una qual certa decisione, va a trovare il fallo di Cristian Fares. Avvicendamento nel frattempo, secondo fallo per Cristian Fares e per la Dinamo esce Claudio Spanu e debutta nella sfida l'ex Giulianova Reggio Calabria e Termoli Valerio 40. Viaggio in lunetta per Sofiane Mejawi, che sbaglia il primo libero. 10 i punti fin qui realizzati dal classe 1983. Sbaglia anche il secondo libero. Gomez lotta al rimbalzo, raccoglie la carambola, sbaglia da sotto, poi Pellegrini da Fares, riparte Sassari con 40, arriva il rimorchio di Fares costretto a frenare per la buona difesa di Porto Torres. Si era mosso bene, ha lavorato bene in difesa Porto Torres. Poi Gomez a subire un altro fallo di Cosimo Cagliazzo, primo giocatore con problemi di falli, il numero 14 Cosimo Cagliazzo. Terzo fallo per il giocatore della Dinamo, secondo di squadra per Sassari nel quarto. Non è ancora commessi Porto Torres, rimessa affidata a Sofiane Mejawi. Gomez ancora dal 23, lavora per lui con il blocco Rossetti, taglio di Falchi, perso il numero 9 che da sotto non sbaglia l'appoggio a tabellone. Porto Torres a -1, che continua la carestia offensiva di Sassari in questa prima metà di secondo quarto. Villafagne con la finta di andare da 40, il cambio di lato per Cagliazzo, la palla sotto per Pellegrini, il fallo di Mejawi che arriva prima del tentativo di tiro di Andrea Pellegrini, motivo per cui il gioco ripartirà con una semplice rimessa al lato. Primo fallo nel quarto per Porto Torres, primo fallo nella partita per Sofiane Mejawi. Ora avvicendamento in casa Dinamo, fuori Cagliazzo, dentro Daniele Magri, allarga le rotazioni Bisin alla caccia di quel ritmo e di quell'inerzia che la Dinamo ha un po' perso dopo un ottimo primo quarto chiuso in vantaggio di 8. È rimasta una sola la lunghezza con cui Sassari guida provvisoriamente in questa partita. Villafagne e Fares a ricevere sulla linea di fondo, non ha angolo per tirare da sotto, allora torna da Villafagne che dovrà forzare perché il cronometro dei 24 iniziava a diventare non troppo amico di Sassari. Tiro sbagliato, rimbalzo raccolto
dalla GSD che risale il campo con Bruno Falchi. Si muove Gomez, non c'è linea di passaggio per servirlo, allora Falchi gioca il pick and roll con Sallis e torna in punta da Mejawi che cerca sotto Rossetti. Gomez da opportunista va a segnare canestro che non dovrebbe essere stato convalidato. Aspettiamo con certezza la segnalazione degli arbitri. Non c'è neanche fallo, semplicemente c'era da ristabilire la posizione più consona di un giocatore. E allora semplice rimessa dal fondo per Porto Torres. Ci aveva tratto in inganno Cristian Gomez, esultando per un canestro che però era arrivato a gioco fermo. Ci vuole vedere chiaro anche Solina Saltavolo, sbircia anche Sene e poi si riaccomoda in panchina. Rimessa battuta da Mejawi, un po' scolastica per Gomez e Pellegrini. Poi Villafagne termina oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco. Palla persa da una parte contro palla persa dall'altra. Omaggi che si annullano e allora la palla è ancora per Porto Torres. Mejawi si fa vedere Rossetti. Mejawi, cambio di direzione davanti a Villafagne, tripla pulitissima che non sfiora neanche il ferro. Segna ancora Sofiane Mejawi. Esattamente il 50% della produzione offensiva di Porto Torres porta la firma del numero 23. Villafagne prova a replicare, tiro che termina solo sul ferro. Poi Gomez con l'apertura precisissima per Mejawi che si deve liberare del raddoppio difensivo della Dinamo. Sta salendo decisamente in cattedra Sofiane Mejawi. Sassari avanti, se non sbagliamo, di 4. Eccola qui la conferma anche dal tabellone. 28 Porto Torres, 24 Sassari, 3:31 all'intervallo lungo. Piccola pausa anche per noi. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12:30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a 10 euro, composto da un primo, un secondo. 4 punti di vantaggio per il GSD Porto Torres sulla Dinamo Lab nel computo della doppia sfida. Ne restano 3 di vantaggio per i sassaresi ora con la palla in mano. Solo 3 punti segnati nel secondo quarto per una Dinamo che ha fatto una fatica tremenda a trovare il fondo della retina avversaria. Uscita dal time out che non è granché, ruba il solito Mejawi che subisce il fallo di Pellegrini e non va troppo distante dalla chiusura del potenziale gioco da 3 punti. Il fallo di Andrea Pellegrini è il secondo nella sua partita, quarto di squadra per Sassari, che dalla prossima infrazione manderà automaticamente in lunetta Porto Torres. Primo libero sbagliato da Mejawi, a memoria direi il terzo errore del 23, a cui chiaramente Porto Torres non può rimproverare nulla. Sicuramente il giocatore più rappresentativo e talentuoso a disposizione di Lamin Sene, che però continua a litigare con i tiri liberi. 4 errori che
possono e potranno recitare un ruolo fondamentale nel decidere chi sarà la squadra a chiudere al quinto posto nel nostro massimo campionato di basket in carrozzina. Fares sbaglia da sotto, Mejawi ha già capito tutto, prende vantaggio su Magri, si protegge, appoggia il tabellone, Porto Torres sale a quota 30, Mejawi sale a quota 17. Doppia sfida sempre più equilibrata, era oggettivamente difficile ipotizzare un secondo quarto così a forti tinte portotorresi dopo quanto mostrato dalle due squadre nei primi 10 minuti. Ora 40 raddoppiato sulla linea di fondo da Falchi e Gomez, si torna ancora dal 24 che tira in tempo, sbaglia, poi serve Fares che non riesce a controllare il possesso. 2 minuti e 10 all'intervallo lungo al Palamura di Porto Torres. Aggiorniamo il parziale del secondo quarto, 17-3 per Porto Torres a fronte del 13-21 della prima frazione. Rientra per Sassari Cosimo Cagliazzo, costretto dai falli ad accomodarsi in panchina. Entra anche Rovatti a completare il quintetto della Dinamo, Villafagne 40 e Fares. Ora Mejawi sulla linea di fondo, prova con il reverso, sbaglia, segue il suo stesso errore, sta facendo pentole e coperchi per Porto Torres. Mejawi, l'ultimo tocco è di un giocatore della Dinamo, la rimessa è per il GSD affidata a Falchi. Mejawi batte con facilità Cagliazzo, poi da sotto non riesce a segnare i punti numero 31 e 32 per la sua squadra. Prova a riprendere un po' di inerzia a Sassari, Valerio 40 sulla linea di fondo, snobbato dalla difesa di Porto Torres, non riesce ad approfittarne, poi trova il fallo di Cristian Gomez, 40 che rimugina sull'errore di prima da sotto. Conclusione non impossibile da mandare a bersaglio, tanto arriva il terzo fallo di Cristian Gomez, 1 punto e 3 penalità per il giocatore argentino che sta un po' facendo fatica ad entrare in questa partita. Sene lo manda in panchina a schiarirsi le idee, mette in campo Giovanni Pietro Simula. Ora Villafagne che può tirare sulla testa di Sallis, tutto il talento del 33 per ridare ossigeno a una Dinamo che ha segnato poco o niente nel secondo quarto, ultimi 70 secondi del primo tempo. Mejawi per Falchi, il tiro dalla media, conclusione pulita anche per Bruno Falchi che replica immediatamente al canestro di Villafagne. 6 punti di vantaggio per la Dinamo, per Porto Torres, scusate. Ora Cagliazzo da 40, bel gioco a 3 per fare sulla stoppata di Mejawi, intervento pulito di Mejawi. E allora Dinamo con la rimessa dal fondo, 7 secondi per il possesso della squadra di Bisin. Villafagne, tiro sfortunato, raccoglie Fares da sotto, lo disturba Rossetti, poi si chiude l'ombrello difensivo, si va da Cagliazzo, canestro che non è valido per i 3 secondi di Cosimo Cagliazzo che la prende tutt'altro che bene. Si lamenta con il direttore di gara, deve stare attento perché ha già 3 falli sul groppone il 14 di Bisin, anch'esso tutt'altro che entusiasta del fischio arbitrale. Mejawi regala palla a Fares in uno dei primi errori del suo sontuoso primo tempo. 40 da sotto, Mejawi si impegna ma non riesce a evitare i primi 2 di Valerio 40. 32-28, ultimo attacco del primo tempo per Porto Torres. Mejawi attira il raddoppio, va sotto da Simula, tiro da fuori sbagliato, fischiano gli arbitri, mancano 3 decimi al
intervallo al Palamura, così come 3 sono i punti che dividono le due squadre nell'ottica del doppio confronto. Più 7 Dinamo 2 giorni fa, sorso provvisorio più 4 per Porto Torres quest'oggi al Palamura. Cagliazzo che ora con tutt'altra serenità va a chiedere spiegazioni ai direttori di gara. Tre secondi, Fares non ci prova nemmeno. Suona la sirena al Palamura di Porto Torres, squadre che si fermano per il termine del primo tempo al Palamura. GSD 32, Dinamo Lab 28. Ricordiamo che all'andata la Dinamo ha vinto di 7. Noi ci fermiamo, ci risentiamo fra poco meno di 15 minuti per la diretta del secondo tempo di GSD Porto Torres Dinamo Lab. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12:30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a 10 euro, composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, dessert e bevande a scelta. Immancabile la pizza, cucinata dalle mani sapienti di maestri pizzaioli. Il ristorante Bandiera Gialla è anche servizio catering a domicilio e da asporto. Il ristorante Bandiera Gialla è nella zona industriale Predanieda Nord, strada 3 a Sassari, anche in Sarbex. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria.
3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Amici di Directa Sport, nuovamente live dal Palamura di Porto Torres. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra GSD e Dinamo Lab e la finale di ritorno per il quinto e sesto posto del massimo campionato di basket in carrozzina. Primi 20 minuti di partita che sono andati in archivio con Porto Torres avanti con il punteggio di 32-28. Grande reazione di Porto Torres dopo un primo tempo interamente marchiato Dinamo. Primo canestro della ripresa firmato da Cristian Gomez che sale a quota 3. Porto Torres a +6, ancora un punto di vantaggio per la Dinamo in ottica doppia sfida. La gara di andata giocata giovedì aveva visto gli uomini di Bisin vincere la partita, scusate, con il punteggio di 62-55. Primi 2 punti della ripresa anche per la Dinamo firmati da Cosimo Cagliazzo con il lay-up da sotto. Sono arrivati i primi 2 per la Dinamo, per il giocatore con la maglia numero 14 che ha avuto qualche problema di falli nel corso del primo tempo. 3 fin qui le penalità commesse dal giocatore ora con la palla in mano. Dinamo che rischia l'infrazione di 8 secondi, poi viene fuori di prigione con Pellegrini. Fares arriva, il taglio di Cagliazzo sul lato debole, ci sono Pellegrini e Villafagne, riceve quest'ultimo. 3 secondi per il tiro della Dinamo, deve forzare Cosimo Cagliazzo con spazio, protagonista di questa fase iniziale del secondo tempo, il giocatore ex Santo Stefano. -2 per la Dinamo, dicevamo gran secondo quarto di Porto Torres. 19-7 il parziale per i giocatori di Coach Sene. Ricezione nel pitturato per Cristian Gomez. È arrivato un fallo della difesa, a commetterlo dovrebbe essere stato Fares, così ci è parso di interpretare la segnalazione arbitrale. Non si tratta assolutamente di Fares perché è solo il primo fallo per il giocatore colpevole dell'infrazione che ha mandato in lunetta Cristian Gomez, che ha segnato il primo tiro libero. Secondo tentativo che non ha la stessa sorte. 35-32 per i padroni di casa. Ora Villafagne, lavorano per lui Pellegrini e Spanu. Arriva il fallo fischiato alla difesa di Porto Torres, fallo di Luca Pugioni. Primo fallo nel quarto per Porto Torres, primo fallo nella partita per Luca Pugioni. Ora Villafagne, fuori da Spanu, la tripla del numero 7 a bersaglio, doppia cifra
per Claudio Spanu. Miglior partita in termini realizzativi, 10 punti segnati dal numero 7, parità quota 35, bella giocata a 2 sull'asse Rossetti-Gomez. Con l'autore del canestro che ha ricevuto da Gomez, una sorta di dialogo a 2, di triangolo a 2. 8 punti per Stefano Rossetti. Tanto nuovamente campo per Falchi e Sallis per Porto Torres a completare il quintetto della squadra di Sene. Mejawi, Gomez e Rossetti. Per la Dinamo ci sono Spanu, Fares, Pellegrini, Villafagna e Cagliazzo. Ecco il 33. Duello tutto albiceleste, ribaltamento per Cagliazzo, posizione profonda per Pellegrini, che però viene pizzicato per troppo tempo all'interno dell'area di Porto Torres. 3 secondi in attacco per la Dinamo. Avvio di terzo quarto equilibrato al Palamura. Ora Mejawi, bella palla per Falchi, sbaglia da sotto. Riparte Cristian Fares, Cagliazzo, Pellegrini, si muove bene la palla nell'attacco della Dinamo. Fares da Cagliazzo che cambia lato cercando e trovando Gustavo Villafagne che mette spalle a canestro. Mejawi bravo in difesa, qui ci mette una mano e fa perdere secondi preziosi all'attacco della Dinamo, a cui restano solo 6 secondi per trovare il tiro che potrebbe quantomeno valere la parità. Pellegrini, arriva il taglio di Cagliazzo, cancellato da Gomez, scappa Mejawi che si libera con maestria dal rientro difensivo di Villafagne. Mejawi che riprende esattamente da dove aveva lasciato nel primo tempo, ovvero facendo canestro. 19 dei 39 punti fin qui segnati da Porto Torres portano la firma del 23. Cagliazzo si prende il tiro, stavolta non trova il bersaglio grosso, l'autore dei primi 4 punti della Dinamo nel terzo quarto. Falchi, Mejawi, linea di fondo di Mejawi, si torna in post da Stefano Rossetti che va da Gomez, ci mette una mano Villafagne. Ora difese meglio degli attacchi. 5:59 alla fine del terzo quarto. Porto Torres avanti di 4 quest'oggi, sotto di 3 nel computo della doppia sfida. Mejawi, la tripla di Mejawi allo scadere, rimbalzo catturato da Rossetti. Dinamo che si è un po' distratta nella fase finale dell'azione. Gomez non punisce l'indecisione della squadra di Bisin, che ora può ripartire. Fares controlla il pallone servito lì da Spanu. Pellegrini da sotto, tabellone e fondo della retina. Segna Andrea Pellegrini. -2 Sassari. Rossetti, Mejawi a giocare alle sue spalle, poi ad aprirsi fuori dai 6,75. Si libera di Spanu, arriva il raddoppio di Cagliazzo. Mejawi che trova con mestiere il fallo di Claudio Spanu. Si arrabbia con se stesso per probabilmente essersi fatto eccessivamente ingolosire dalla possibilità di recuperare questo pallone, piuttosto che accompagnare e invitare Mejawi a una traiettoria più complicata. Mejawi che si prende l'ennesimo tiro della sua partita, ora forse anche un po' di fatica palesata in questo tiro. Grande sacrificio anche in difesa. Fares esce bene dal raddoppio. Pellegrini da Cagliazzo, chiama palla Villafagne. Cagliazzo va dietro la sua schiena a servirlo. Fischio contro la difesa. Fallo di Jasmine Sallis, primo della partita della giocatrice classe 1997.
Rimangono 14 secondi per l'attacco di Sassari. Spanu contro Sallis, dà un'occhiata a Pellegrini, buona difesa di Gomez, allora Villafagne, altro tiro morbido per Gustavo Villafagne, palla che fa un paio di giri sul ferro e poi viene accolta sul fondo della retina, pari 39 al Palamura. Ora si va sotto da Falchi, duello a rimbalzo tra Gomez e Fares, lo vince quest'ultimo, poi Villafagne da Cosimo Cagliazzo, Fares ci mette una mano Falchi, poi Pellegrini prima di Gomez a evitare la palla persa. Cagliazzo, bella palla nella tasca per Pellegrini, si fa vedere Spanu, si cambia lato per Villafagne, buon attacco Dinamo, Villafagne sbaglia il tiro ma buon tiro che porta a rimbalzo in attacco. Spanu da Cagliazzo, 7 secondi per chiudere l'azione. Villafagne si libera di Falchi, Gustavo Villafagne, 12 per lui, e Dinamo che rimette la testa avanti, 41-39. Rossetti, Pellegrini a disturbarlo con il fallo. Fallo di Pellegrini che ha qualcosa da rimproverare ai suoi compagni. Fallo di Pellegrini che è il terzo della sua partita. Time out al Palamura, time out anche per noi. 19 punti di Megliaui dall'altra, 12 di Gustavo Villafagne dall'altra. Questi i migliori realizzatori della sfida che vi stiamo raccontando dal Palamura di Porto Torres, squadre che tornano in campo con il viaggio in lunetta per Stefano Rossetti che sbaglia il primo tiro. Altra possibilità per salire a quota 40 per Porto Torres, tiro lungo un po' piatto, Rossetti che prova a seguire il suo errore, poi Spanu non riesce a perfezionare il recupero, Gomez prova a oscurargli la vallata a Fares, poi Rossetti per il rimorchio di Falchi che segna subendo il fallo. In qualche maniera Porto Torres riesce a rimediare lo 0-2 in lunetta di Rossetti. Fallo della difesa di Porto Torres. 41 pari, 2 falli per Porto Torres, 4 per la Dinamo in questo terzo quarto. Falchi che manda a bersaglio il libero salendo a quota 9 e avvicinandosi sensibilmente alla doppia cifra. Porto Torres avanti di 1, ultimi 180 secondi del terzo quarto. Villafagne sotto da Pellegrini, raddoppio della difesa, fallo di Rossetti che poi con un po' di mestiere si accusa immediatamente del fallo per evitare che i direttori di gara possano pensare che a commettere l'infrazione fosse stato Cristian Gomez, con problemi ben più grossi per quello che riguarda i falli fin qui commessi. Solo il primo invece per il 0-0 di Porto Torres, giocatore arrivato a campionato in corsa, classe 1972. Pellegrini nel frattempo impatta dalla lunetta, quota 42. Pellegrini che ha fatto un po' di fatica quest'oggi dal punto di vista realizzativo, miglior prestazione stagionale arrivata alla terza di regular season contro Padova, quando i punti segnati erano stati 28. Pellegrini ora a quota 6. Megliaui, lavora per lui proprio Rossetti. Megliaui prende la linea di fondo, cerca Cristian Gomez che riceve nonostante la buona difesa di Fares, segna il 12 di Porto Torres. 6 punti per lui, le squadre che avanzano punto a punto in questa penultima frazione di partita. Tripla di Spanu che è caldissimo quest'oggi. Non manca di far sentire
anche vocalmente la sua soddisfazione. 13° punto per Claudio Spanu. 4-4 Porto Torres, 4-6 Dinamo Lab. Rossetti sbaglia l'appoggio al tabellone, Falchi fa lo stesso, altra chance e alla fine il terzo tentativo è quello buono, segna Rossetti, doppia cifra per lui, 46 pari. Spanu, arriva Pellegrini che può andare a sfidare Sallis, che in qualche maniera lo rallenta, si muove Fares sulla linea di fondo, ignorato Cagliazzo, ora servito da Spanu, piazzato di Cosimo Cagliazzo, solo ferro per lui. Mejawi prende un quarto di campo, blocca per lui Gomez. Porto Torres che però non concretizza il vantaggio, Mejawi continua a girovagare per il campo. Un minuto e 9 secondi all'ultimo mini intervallo. 46 pari quest'oggi al momento, 62-55 per la Dinamo nella gara di andata disputata 48 ore fa. Recupera Spanu, rimessa a lato per Porto Torres. Falchi ha ricevuto da Mejawi. 10 secondi per l'attacco di Porto Torres. Mejawi sulla linea di fondo, bel lavoro di Sallis. Mejawi deve inventare da sotto canestro. Aveva lavorato bene per lui Sallis, ma l'angolo di tiro era comunque complicato anche per un giocatore dal talento immenso qual è Sofiane Mejawi. Pellegrini da Cagliazzo. Un'occhiata ai compagni, poi si torna, anzi si va da Spanu. Raddoppio Mejawi, scarico per Pellegrini. Villafagne contro Falchi. 4 secondi per il tiro della Dinamo. Cagliazzo sotto da Pellegrini, palla troppo bassa. Gomez può recuperare e servire il suo numero 23 arginato dal pari numero Fares, che poi lo abbandona. Mejawi non si prende il tiro dal gomito. Falchi corto, rimbalzo toccato da Spanu. Recupero perfezionato da Cosimo Cagliazzo. 14 secondi, gli ultimi del terzo quarto. Villafagne, vediamo se la Dinamo giocherà con il cronometro. Fallo di Christian Gomez. Fallo da spendere per Porto Torres, ma che per Gomez è il quarto. Fallo da spendere sì, magari fatto con il giocatore sbagliato, che si dovrà quantomeno limitare nell'ultimo quarto di partita. Elemento importante Christian Matias Gomez, nonostante i soli 6 punti realizzati fin qui quest'oggi. 9 secondi e 8 decimi per l'ultimo tiro del quarto, con il direttore di gara che ha qualcosa da sistemare al tavolo. Coppia arbitrale che, lo ricordiamo, è composta dai sassaresi Gianfranco Solinas e Marco Mameli. Rientra nel frattempo per Bisin De Miranda che era uscito quando la partita era ancora relativamente giovane. Torna in campo l'arbitro e allora c'è da misurare la sedia di De Miranda prima di raccontarvi l'ultima azione del terzo quarto. È arrivato il quarto fallo di Christian Gomez. Capiremo a breve come la Minsene intenderà gestire uno dei suoi giocatori più rappresentativi. La Minsene, che ci era sembrato avesse fermato la partita. Continuano le discussioni nei pressi del tavolo. Noi
Vi ricordiamo che la partita che vi stiamo raccontando è la gara di ritorno della finale quinto-sesto posto del nostro massimo campionato, a giocarsi lo scudetto Santo Stefano e Cantù. Squadre che nei quarti di finale erano state eliminate dalla stessa Cantù per quello che riguarda Sassari, mentre Porto Torres era uscita un po' a sorpresa contro Padova, perdendo entrambe le sfide con il punteggio di 69-64 e 70-56. Eliminazione un po' a sorpresa per Porto Torres, arrivata per mano dei giovanissimi, dei giovani terribili di Fabio Castellucci dello studio 3A Millennium Basket Padova. Villafagne che sbaglia il tiro libero, rimessa al lato per Sassari, che chiuderà con la palla in mano a meno di simil arachidi sportivi questo terzo quarto. De Miranda da Spanu che attira il raddoppio, si va sotto da Fares, 3 secondi per il tiro della Dinamo. Cagliazzo da Villafagne, sotto, sbaglia l'ultimo tiro del terzo quarto. Suona la sirena al Palamura a 10 minuti dal termine, perfetta parità al palazzetto di Porto Torres. GSD 46, Dinamo Lab 46. Ci sentiamo fra poco meno di 2 minuti per la diretta degli ultimi 10 minuti di partita. Dieci minuti a disposizione di Porto Torres per recuperare 7 punti alla Dinamo Lab. Sta per iniziare il quarto quarto della sfida di ritorno della finale del quinto-sesto posto del massimo campionato di basket in carrozzina dal Palamura di Porto Torres. Primo attacco per la squadra di Bisin, che deve gestire 7 lunghezze, le 7 lunghezze di vantaggio con cui ha chiuso la gara d'andata giocata a Sorso giovedì scorso. Villafagne con la tripla, bruciato il close out di Simula. Superba gara del giocatore argentino, miglior realizzatore a quota 15 immediatamente, o quantomeno da pochissimo scavalcato Claudio Spanu. Tanto è arrivata la rettifica, tiro da 2 punti, segna ora Porto Torres. Un canestro per parte in questi 53 secondi di quarto quarto che si sono giocati. Entrano in rotta di collisione 2 giocatori. Da sotto Spanu subisce il fallo di Puggioni. Spanu che si recrimina per non aver segnato nonostante il fallo di Puggioni. Conclusione da sotto che oggettivamente, nonostante il contatto dell'avversario, non pareva impossibile da realizzare. Proprio per questo probabilmente Spanu non ha preso di buon grado il suo errore da sotto. Nel frattempo è rimasto a terra Cristian Fares. E allora, a 9 minuti e 2 secondi dalla conclusione, 48 pari tra GSD e Dinamo Lab. Dinamo che ha vinto, se così possiamo dire, il terzo quarto, 18-14 il parziale per gli uomini di Bisin, che avevano visto Porto Torres rientrare sensibilmente nel discorso vittoria della doppia sfida, con un secondo quarto da 19-7. Cagliazzo da sotto sbaglia, 1 su 2 nel frattempo per Spanu dalla lunetta.
Meyawi da Simula, tiro da sotto che trova solo la parte laterale del tabellone, si riprova Simula, rimbalzo catturato da De Miranda, 2 contro 1, Cagliazzo da Fares, Fares si appoggia al tabellone, altri 2 per il numero 23, Sassari avanti di 3 quest'oggi e di 10 nella doppia sfida, si complica la posizione di Porto Torres. Meyawi, la tripla di Sofiane Meyawi che ridà ossigeno a Porto Torres. 22 per il 23 Cagliazzo, pari 51. Spanu dalla media sbaglia il tiro, rimbalzo catturato da Pugioni, poi arriva la palla 2, freccione del possesso alternato che premia la Dinamo, rientra Cristian Gomez che, lo ricordiamo, è gravato di 4 falli. Al suo posto, o meglio a lasciargli il posto sul terreno di gioco Simula. Porto Torres ora in campo proprio con Gomez, poi Pugioni, Pedron, Meyawi e Rossetti. Per la Dinamo Villafagne, Fares, De Miranda, Spanu e Cagliazzo. Meyawi prova a guadagnare la linea di fondo, Fares prova a rubare. Fallo di Cristian Fares. Terzo personale del ex Giulianova Roma, che ora abbandona il terreno di gioco. Entra al suo posto Andrea Pellegrini. Riposare, rifiatare in panchina probabilmente per il gran finale Cristian Fares. Nuovamente campo per Pellegrini. 7 minuti 32 secondi al termine, un fallo di squadra da ambo le parti. Rimessa Meyawi a cercare Gomez, a trovare Gomez che torna dal suo leader. Meyawi lavora per lui, Rossetti si fa vedere all'altezza del tiro libero Pugioni. Gomez, palla sotto per Meyawi che sbaglia. Controlla in qualche maniera il rimbalzo Porto Torres, poi Rossetti si appoggia al tabellone. Rossetti che avrebbe gradito il fallo. Arbitri di difforme opinione. 53-51. Pugioni ci mette un po' troppa energia. Terzo fallo anche per lui, 2 punti nella partita del classe 1981 Luca Pugioni. Riceve De Miranda, si fa vedere Cagliazzo, il pallone è per lui, fuori c'è Pellegrini. Cagliazzo torna dal giocatore brasiliano, poi Villafagne in punta, ancora Cagliazzo, perso da Pedron, gran difesa di Gomez che poi recupera con l'aiuto di Pedron. Meyawi, un quarto di campo per il numero 23, Rossetti sbaglia, poi De Miranda, Villafagne, Meyawi vicino anche a questo recupero, poi Pellegrini, Villafagne, Spanu, contro di lui Meyawi, Pellegrini prende posizione nel pitturato, sbaglia non di poco. Carambola catturata da Rossetti. Meyawi lavora per lui Pedron. Meyawi deve frenare, si prende il piazzato sbagliato, poi Gomez da sotto prova a metterci una mano Pellegrini. Gomez evita l'intervento dell'avversario, segna Cristian Gomez. Porto Torres a più 4, 5-5-5-1, tutto apparecchiato per un gran finale, di fatto un possesso a separare le squadre nell'ottica del doppio confronto. Bisin infuriato con il nativo di Guarulhos, Leandro De Miranda.
Partita che torna ancora una volta in bilico. C'è time out sul campo al Palamura e c'è time out anche per noi. De Miranda a ricevere in uscita dal time out. Servizio per Villafani, il tiro del 33 ostacolato da Rossetti, poi Mejawi schiaffeggia il rimbalzo ma non riesce a controllare. De Miranda la tiene viva, non c'è fallo di Rossetti. 10 secondi per il tiro della Dinamo. Villafani all'altezza della linea del tiro libero, sbaglia, rimbalzo toccato da Puggioni e perfezionato da Rossetti. Ultimi 5 minuti e altrettanti secondi di partita. Porto Torres con 4 punti di vantaggio. Puggioni non se la sente di tirare, va fuori da Mejawi, arriva il rimorchio di Rossetti, segna Porto Torres. 6 punti di vantaggio, 1 a dividere le squadre nella ottica del doppio confronto, scusate, in virtù del 62-55 della gara di andata. Spanu con la tripla importante, ferro tabellone, Villafagne tocca a rimbalzo, l'ultimo tocco è del 33 bianco-blu e allora Porto Torres che ha una palla importantissima tra le mani a 4:34 dal termine. Dinamo che deve difendere un punto. Rimessa che sarà affidata al miglior realizzatore della partita, Sofiane Mejawi. Mejawi, sale il numero 23, doppio blocco, Gomez Rossetti. Mejawi, linea di fondo, Rossetti dalla linea di fondo segna il doppio 0 e allora Porto Torres avanti 59-51. Villafagne riceve una bella palla da De Miranda, non sbaglia da sotto, glaciale Gustavo Villafagne. Mejawi, doppio blocco di Rossetti e Puggioni, esattamente come accaduto nell'ultima azione ma qualche metro più indietro. Mejawi che chiama a sé e alla ricezione Christian Gomez, tripla importante di Mejawi che non trova il fondo della rettina, tocca Pedro a rimbalzo, altra chance in attacco per Porto Torres, sbaglia Mejawi, poi Villafagne a catturare il rimbalzo, De Miranda a lanciare Spanu nella metà campo offensiva, lontano dalla palla, il fallo di Arghitu, pizzicato nell'intervento irregolare da Solinas, uno dei due arbitri sassadesi della sfida, l'altro è Mameli. Cambio Dinamo, fuori Arghitu, dentro Cagliazzo per questi ultimi 3:29. Porto Torres con un punto da recuperare. Gomez, Mejawi si mette in proprio il numero 23, sfrutta il blocco di Pedron, si torna sotto da Rossetti, De Miranda prova a ostacolarne il tiro che va dentro con il brivido. 18 per Rossetti dopo i 21 dell'andata, quantomeno un fattore nella doppia sfida. De Miranda raddoppiato, si va da Spanu, Mejawi ha capito tutto, recupero prezioso per il numero 23, De Miranda prova a impegnarsi per rallentarlo, poi il fallo in attacco per Porto Torres, fallo di Mejawi. Squadre che ora, complice la fatica e probabilmente l'importanza della posta in palio, stanno commettendo qualche errore di troppo, motivo per cui la partita si ferma. 8 punti di vantaggio per Porto Torres, ci fermiamo anche noi.
2 minuti e 49 secondi al termine di GSD Porto Torres Dinamo Lab, gara di ritorno della finale, quinto sesto posto del campionato di Serie A di basket in carrozzina, rimessa dal fondo, battuta dalla squadra di Bisin che deve recuperare un punto in ottica doppia sfida. 6-2-5-5 per i sassaresi nella gara di andata, 6-1-5-3 per Porto Torres fino a un paio di secondi fa, fino al tiro da sotto a bersaglio di Claudio Spanu che segna i punti numero 15 e 16. Una partita sontuosa quella del numero 7 Meyawi. Spanu che ha trovato il momento migliore per mandare negli almanacchi la miglior prestazione stagionale. Gomez da sotto sbaglia, segue, ritira e risegna, o meglio e segna. Doppia cifra anche per il 12. Ultimi 2 minuti di partita iniziati da 2 secondi, la butta via la Dinamo. Meyawi per punire e azzannare la partita, fallo antisportivo di Gustavo Villafagne, e tra questa palla persa e il fischio contro Villafagne, partita che rischia di subire uno scossone importante. Fallo di Villafagne, Porto Torres che può allungare. Libero a bersaglio per Meyawi che amministra nel migliore dei modi l'antisportivo. 23 i punti fin qui realizzati da Meyawi che segna anche il secondo. E ora rimessa al lato per Porto Torres, 3 punti da difendere e palla in mano. 1,53 al termine per la squadra di Lamin Sene. Rossetti, sale Gomez, consegnato per il solito Meyawi, tripla importante del numero 23, rimbalzo Spanu, poi Pellegrini, fallo di Rossetti. Quarto di squadra per Porto Torres. Rossetti che ha preferito spendere il fallo piuttosto che concedere una rapida transizione alla Dinamo. Secondo fallo per Rossetti, 100 secondi al termine. Ricordiamo che in caso di più 7 per Porto Torres si andrà all'overtime. Pellegrini da Cagliazzo, Rossetti lo costringe a frenare, un'occhiata ai compagni, si va sotto da Christian Fares, ostacolato da Meyawi. Fares aspetta il momento propizio per tirare. 2 punti importanti per Fares, Dinamo che ne deve recuperare un altro. Ora Christian Gomez, Rossetti chiama palla col battito di mani e la riceve, blocca per lui Pugioni. Un paio di palleggi, 10 secondi per l'attacco di Porto Torres. Pugioni scippato da Spanu, giocata difensiva importante del numero 7 della Dinamo. Fares da Villafagne che dà un'occhiata a Cagliazzo, di tocco molto bene per Andrea Pellegrini. E allora Dinamo che torna avanti di 1. Ricordiamo che vi stiamo aggiornando in ottica sempre doppia sfida. 6-5-5-9 quest'oggi al Palamura. Dinamo che torna in vantaggio di 1 in virtù del più 7 della gara di andata, 62-55 come ricordato a più riprese, forse anche troppe questo pomeriggio. Porto Torres che ha in Sofiane Meyawi a quota 24 il suo miglior realizzatore. Altri 2 elementi in doppia cifra per la squadra di Sene sono Stefano Rossetti a quota 18 e Gomez con 10 a chiudere il tabellino dei padroni di casa. I 9 di Falchi, i 2 a testa di Simula e Gomez, mentre per la Dinamo di Massimo Bisin a quota 16 ci sono Spanu e Villafagne. 9 punti
per 40, 8 per Pellegrini e De Miranda e 2 per Valerio 40. Rimessa nel frattempo per Porto Torres, squadre che sono rientrate sul terreno di gioco. Meyawi sotto per Cristian Gomez, arriva il raddoppio della difesa, non c'è fallo, palla vagante importante, la controlla Pellegrini che pensa per un attimo a lanciare Villafañe e poi contiene i rischi. Fallo in difesa per Porto Torres, Dinamo in bonus e allora Cagliazzo con una coppia di tiri liberi piuttosto importanti. Cagliazzo che ha fin qui segnato 8 punti, sale a quota 9 realizzando il primo tentativo dalla linea della carità. Cagliazzo che sbaglia il secondo e allora c'è ancora vita per Porto Torres. Rimbalzo Rossetti, servito Meyawi, 32 secondi al termine della partita, sotto da Cristian Gomez, segna il numero 12 e ora parità assoluta. Spanu da Cagliazzo, palla pericolosa che riesce a controllare poi Fares da Villafañe, rientra Pugioni, Villafañe appoggia al tabellone, sbaglia, poi il fallo di Pellegrini. Quarto di squadra per la Dinamo e allora 12 secondi per Porto Torres per evitare l'overtime. Quinto fallo di Andrea Pellegrini, brutta perdita per Bisin. Tanto da sistemare la sedia di Luca Pugioni. 12 secondi e 6 decimi al termine. Coach ora impegnati nel time out. In palio il primo posto nella parte destra della classifica di questo particolare campionato di Serie A, così come particolare ormai è il mondo da almeno un anno a questa parte. 8 squadre nel nostro massimo campionato di basket in carrozzina, inizialmente suddivise in 2 gironi, tutte qualificate alla post season con incroci prima, quarta e seconda, terza. Le 4 squadre eliminate hanno disputato a loro volta il torneo per l'assegnazione dei posti tra il quinto e l'ottavo. Stessa cosa hanno fatto logicamente le vincenti per i primi 4 posti. Nuovamente in campo Porto Torres e Dinamo Lab, 6-7, 6-0, 12 secondi e 6 decimi al termine. Porto Torres che con un canestro eviterebbe l'overtime. Meyawi da Rossetti, Meyawi ribalta per Gomez, rischia di buttarla via Porto Torres, anzi la butta via Porto Torres, ma Meyawi è più rapido di Cagliazzo nel conservare il possesso. Suona la sirena al Palamura. 6-7, 6-0 e dunque più 7 da una parte all'andata, più 7 dall'altra nella gara di ritorno. Sarà dunque l'overtime a decidere questa sfida. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco dal Palamura di Porto Torres. Ci vorranno altri 5 minuti per capire chi tra GSD Porto Torres e Dinamo Lab sarà la quinta forza nella classifica finale del massimo campionato di basket in carrozzina. Più 7 da una parte a sorso per la Dinamo, risultato ribaltato da Porto Torres sul parquet amico, motivo per cui il quinto posto sarà assegnato
con almeno un overtime, tempo supplementare che si apre con il potenziale gioco da 3 punti per Christian Fares, che sbaglia tirando corto il libero supplementare. 5 punti a separare le squadre quest'oggi, quindi 2 di vantaggio per la Dinamo nell'ottica del doppio confronto. Rossetti per impattare dalle tacche, palla che gira sui ferri e beffa il doppio 0. È già scappato Claudio Spanu, l'ha visto De Miranda, l'ha servito De Miranda. Spanu che si appoggia al tabellone, continua nel suo pomeriggio da favola. 18 punti, 4-0 per la Dinamo in questo primo minuto mal contato dell'overtime che si è giocato sul parquet del Palamura. Ora Meyawi, De Miranda prova a stare con lui, De Miranda non può tenere Meyawi, a cui non par vero di godere di tanta libertà. Primi punti dell'overtime per Porto Torres, 26 per Meyawi. Cagliazzo a sprecare un qualcosa di molto simile a un rigore da sotto, dopo che Porto Torres si era attardata nel rientro nonostante il canestro segnato. Meyawi sotto da Gomez, De Miranda prova a ostacolarlo, non ci riesce. 4-0 da una parte, 4-0 dall'altra, segna Christian Gomez. Nuova ennesima parità al Palamura. De Miranda da sotto fa tutto da solo, un po' dimenticato dalla difesa. De Miranda che si arrampica fino alla doppia cifra. 3 minuti e 17, squadre che si sono scambiate canestri in questa fase iniziale dell'overtime. Ora Meyawi prova ad allontanarsi, premia Gomez, fallo di Fares, tiro libero supplementare in arrivo, potenziale gioco da 3 punti importantissimo per Christian Gomez. E se il primo minuto dell'overtime aveva sorriso la Dinamo, il secondo, in un continuo altalenarsi di emozioni, sta dicendo bene alla squadra di Lamin Sene, che può rimettere la testa avanti con Christian Gomez. 16 punti per lui dopo un primo tempo in cui aveva fatto tantissima fatica a trovare il fondo della retina avversaria. 180 secondi al termine, ancora parità al Palamura. De Miranda per Cagliazzo in post contro Gomez. Meyawi si attarda dopo il contatto con un avversario, la Dinamo ne approfitta con De Miranda che va sotto da Christian Fares. Altri 2 per il numero 23, lui che era stato l'autore dei primi punti del tempo supplementare, ormai prossimo alla metà. Meyawi per Gomez, ultimo tocco del 12 di casa. De Miranda con l'ostacolo regolare. E allora rimessa dal fondo per la Dinamo, sanguinosa palla persa per il GSD, rimessa che sarà battuta da Cosimo Cagliazzo. Vicino c'è De Miranda, un po' più avanti aperto sulla sinistra Villafagni, davanti Fares e Spanu, si va vicino dal giocatore Carioca, poi Villafagni nel dialogo tutto sudamericano. Fares, il rimorchio di De Miranda, bella rimessa congegnata dalla Dinamo. Spanu si appoggia al tabellone, ma De Miranda commette fallo in attacco. Cagliazzo chiede il canestro valido, arbitri che non lo concedono, e dunque Dinamo con un errore sanguinoso dopo che aveva oggettivamente costruito una delle rimesse più belle della partita intera. È arrivato il fallo in attacco di Leandro De Miranda e allora ultimi 2 minuti e 14, sale l'incitamento della panchina della Dinamo che chiama a una grande aggressività difensiva i giocatori sul terreno di gioco. Puggioni dalla linea del tiro libero, 4 punti di Luca Puggioni, che aveva segnato il primo canestro della gara e poi aveva fatto fatica dalla sua comfort zone a trovare il fondo della retina avversaria. De Miranda sbaglia da sotto, poi rimane a terra Porto Torres che può attaccare con l'uomo in più, 4 contro 3. Meyawi, fallo di Spanu, ben speso, anche se manderà in lunetta Sofien Meyawi. 7-5 Porto Torres, 6-8 Dinamo Lab, 102 secondi al termine. Meyawi in lunetta per sparigliare il punteggio, non prima
che De Miranda recuperi la propria posizione. De Miranda che non è stato sostituito. Mejawi che sbaglia il primo libero. Ora anche gli arbitri si rendono conto che la Dinamo è in 4. Tanto Mejawi ha sbagliato il primo libero. Vediamo se gli arbitri gli concederanno la possibilità di ripetere anche il secondo libero. Ci prova Falchi dalla panchina, direttori di gara che non la pensano così come il 9 di Porto Torres. E allora per Mejawi solo un tiro libero, 1 minuto e 42. Mejawi che segna il secondo, e allora Porto Torres avanti di 8 quest'oggi e di 1 nel computo della doppia sfida. De Miranda da Fares, si ferma il 23, raddoppiato va da Gustavo Villafañe, close out di Pugioni. Villafañe sbaglia, tocca Cagliazzo, fallo di Mejawi. Anzi no, fallo che non ha sorriso alla Dinamo. Fallo è di Cagliazzo su Mejawi e non viceversa, come erroneamente appena affermato. Ci scusiamo per la grossolana imprecisione. Fallo di Cagliazzo e ora 2 liberi di importanza capitale per Mejawi, che segna il primo. E sono 28 per lui. Si aggiorna costantemente il tabellino, questo fenomeno con la maglia numero 23 che segna ancora a un passo dal trentello, ma ora soprattutto quel che più conta per il GSD è il possesso pieno di vantaggio. De Miranda da Cagliazzo, Fares 1:20 al termine al Palamura. Fares taglia la strada a Mejawi, poi va fuori da De Miranda, ribalta per Cagliazzo, blocca per lui Fares, piazzato di Cagliazzo, ferro, rimbalzo importante catturato da Rossetti. Ora Porto Torres deve semplicemente evitare l'infrazione di 8 secondi e poi anche giocare probabilmente un po' col cronometro, scelta per cui opta saggiamente Mejawi. Blocco di Gomez, fallo in attacco di Christian Gomez. Porto Torres che prova a complicarsi la vita. Oltretutto quinto fallo per Christian Gomez. 50 secondi e 3 decimi al termine, uno degli ultimi time out della partita e uno degli ultimi time out anche per noi. ...50 secondi e 3 decimi se basteranno all'assegnazione del quinto posto del massimo campionato di basket in carrozzina. Porto Torres che deve gestire 3 punti di vantaggio, Dinamo costretta a inseguire ma che ha avuto l'occasione per farlo, regalatale dal quinto fallo di Gomez. La Dinamo che rischia di buttarla via, palla azzardata di Cagliazzo che cercava De Miranda, ci ha messo una mano Rossetti
ma non è riuscito a perfezionare il recupero, ma ha lasciato solo 9 secondi all'attacco di Porto Torres, di Sassari, scusate. Rimessa Spanu, ora Fares, si muove Spanu, si va fuori da Cagliazzo, tiro libero in movimento, solo fintato sotto da Spanu che segna e subisce il fallo di Rossetti. Un paio di ingenuità importanti per Porto Torres. Spanu che segna ancora, sono 20 i suoi punti. Tiro libero supplementare per impattare per la Dinamo. Segna Claudio Spanu. 37 secondi e 3 al termine di una doppia sfida infinita. Mejawi prova a stare con lui Cagliazzo, che rischia di commettere fallo nel tentativo di mettere una mano e recuperare questo pallone. Mejawi, 9 secondi per tirare. Mejawi slalomeggia, ribalta per Simula. Tiro sbagliato, rimbalzo catturato da Rossetti, chiuso sulla linea di fondo, tiene palla in campo con un simil miracolo, poi la cede a Simula che non riesce a fare altrettanto, e allora il match point è per la Dinamo. Se non sarà concretizzato sarà altro overtime alla Palamura di Porto Torres. 9 secondi e mezzo. Rimessa per Villafagne. Pugioni di fronte a lui a disturbare la rimessa comoda. Si fa vedere De Miranda. Fares da De Miranda. Potrebbe essere il brasiliano a prendersi l'ultimo tiro, invece si va da Cagliazzo che ribalta per Spanu. Non c'è tempo per l'ultima conclusione del primo overtime, primo ma non ultimo, perché sono ancora 7 i punti di vantaggio di Porto Torres, e allora 7-8, 7-1 al Palamura. Noi ci fermiamo e ripartiamo giusto al tempo per rifiatare. Arriva ora il fischio di Solinas e Mameli, inizia il secondo overtime al Palamura tra GSD e Dinamo Lab. 7 punti di vantaggio per Porto Torres, che annullano i 7 con cui la Dinamo aveva vinto gara 1 giovedì scorso a Sorso. Mejawi a orchestrare il primo attacco del secondo supplementare. Servizio per Rossetti che si ritaglia lo spazio per il tiro. Ventello anche per il 2-0 di Porto Torres. Sono della squadra di Sene i primi 2 punti del secondo overtime. Villafagne, arriva il rimorchio di De Miranda, si muove Spanu che prima si allarga e poi blocca per il compagno. Linea di fondo De Miranda, taglio di Fares, Rossetti lo vede in ritardo, ancora De Miranda dal pitturato, si appoggia al tabellone. Tiro sbagliato, rimbalzo Cagliazzo, altra chance per De Miranda, fallo della difesa di Porto Torres, commesso forse da Simula. Ci teniamo qualche piccolo dubbio, con estrema onestà intellettuale. De Miranda sbaglia il primo libero. Segna il secondo. Mejawi, blocco Simula, linea di fondo per il 23 che deve fronteggiare contro Villafagne. Si torna centralmente da Rossetti che completa il cambio di lato dialogando con Pugioni. Altri 2 per Rossetti. Mini parziale in apertura di overtime, 4-1, tutti i punti di Porto Torres segnati da Rossetti. Fares, si fa vedere De Miranda, Fares lo cerca e lo trova dopo averci pensato un po', poi Cagliazzo da sotto, sbaglia il tiro disturbato da Pedron, non c'è il fischio arbitrale, allora Rossetti a scavalcare la linea di metà campo. Mejawi a gestire l'attacco, arriva il blocco di Pedron che poi si ributta dentro.
Meyawi con un'occhiata al canestro sulla sirena. Sofiane Meyawi, glaciale, ha giocato tutti i minuti, tutti i secondi della partita e ne ha ancora 31 segnati da Sofiane Meyawi. Villafagne da sotto, ferro tabellone, un altro giro sul ferro e poi fondo della retina trovato da Gustavo Villafagne. Rimessa per Meyawi che scambia con Simula, si muove anche Rossetti. Meyawi a monopolizzare l'attacco di Porto Torres contro De Miranda. Palleggio del 23, il taglio di Rossetti, si apre Pugioni, ancora Meyawi, la difesa della Dinamo se lo perde, Cagliazzo lo rallenta in qualche maniera, poi Simula, fuori da Pugioni, sulla sirena Pugioni, non bene quanto Meyawi, rimbalza De Miranda, scappa via Villafagne, buon rientro di Meyawi. Villafagne è bravo a frenare e a trovare il tempo e lo spazio per il tiro che vale l'84-76, un solo punto di ritardo per Sassari. Meyawi con la palla in mano, 13 secondi per l'attacco di Porto Torres con ancora il suo numero 23, blocca per lui Simula, prova a stare Spanu con Meyawi, infallibile, 33 di Sofiane Meyawi. Bisin ne ha abbastanza, 100 secondi dal termine, ferma la partita, Porto Torres avanti, piccola pausa per noi. Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici. De Miranda, siamo tornati live dal Palamura di Porto Torres, possesso importantissimo per la Dinamo, Fares da sotto contro l'ostacolo di Rossetti, sbaglia, segue il rimbalzo, sbaglia nuovamente, tocca a Cagliazzo, controlla Villafagne che poi si libera di Meyawi con maestria. Meyawi non può più frenare, fallo del 23 che regala a Sassari la possibilità di mettere a referto punti a cronometro fermo. Quarto fallo di Sofiane Meyawi, MVP a mani basse per Porto Torres, 33 punti per lui. Villafagne sbaglia il primo libero, rimangono 3 i punti di vantaggio di Porto Torres nella doppia sfida, che ora diventano 2 dopo il secondo libero mandato a bersaglio dal giocatore sudamericano, che raggiunge Claudio Spanu come miglior realizzatore della Dinamo a quota 21. Meyawi, 10 secondi per Porto Torres per tirare, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di partita, o quantomeno per essere sicuri di questo overtime. Meyawi contro Spanu, arriva il fallo della difesa, vediamo a chi sarà attribuito, fallo di Spanu, e allora Meyawi, che dopo aver sbagliato qualche libero di troppo nella prima parte di gara ha fatto pace anche con la linea della carità. Meyawi che però vede bene di smentirci
sbagliando il primo libero. Mejawi che ora dà un possesso pieno di vantaggio ai suoi. Non vi aggiorniamo più sui punti segnati da Mejawi. Cagliazzo, De Miranda slalomeggia contro Rossetti, poi fuori da Villafagne, si prende la tripla Villafagne, sbagliata, carambola catturata da Fares, fallo della difesa, fallo di Rossetti. Il quarto per il 0-0, 22 punti per lui. Secondo miglior realizzatore di Porto Torres alle spalle dell'irraggiungibile Mejawi. 2 liberi importanti per Cristian Fares a poco più di 45 secondi dal termine. Fares che sbaglia il primo, che scheggia a malapena il ferro del Palamura. Secondo che gioca con ferro e tabellone e poi trova il bersaglio. Mejawi per Pedron, simula Mejawi a chiamar palla contro De Miranda, simula blocca e rimane aperto. Mejawi, raddoppio di Spanu su di lui, Mejawi la fa uscire ma la butta via. Fares, Villafagne, scappa De Miranda per impattare. De Miranda da sotto si appoggia al tabellone, l'errore sanguinoso del 13 della Dinamo. E allora Dinamo che è a un passo dal sesto posto, 8 secondi per l'attacco. Sassari deve spendere il fallo, lo fa Cosimo Cagliazzo e ora un 2-2 chiuderebbe definitivamente il discorso a 7 secondi e 3. De Miranda che ha sulla coscienza un errore importantissimo nel lay-up sbagliato poc'anzi e che, lo ricordiamo, avrebbe riequilibrato nuovamente il punteggio. Ora Rossetti con la coppia di liberi a fatica, a bersaglio il primo, un po' piatto ma terribilmente efficace. Secondo corto, rimbalzo di Fares. Ora la Dinamo ha bisogno di una tripla per trovare il terzo overtime. Infrazione di campo per Porto Torres che aveva per un attimo recuperato palla con Mejawi. Ora 1 secondo e 4 per una tripla disperata per la Dinamo. Non ci sono più time out. Spanu da De Miranda che deve tirare da centrocampo. Tabellone, ferro, suona la sirena al Palamura di Porto Torres e dunque la squadra di Sene, la quinta forza del massimo campionato di basket in carrozzina. Ci sono voluti 2 overtime per ribaltare il 62-55 della gara di andata. Alla fine qui al Palamura di Porto Torres il risultato finale sorride alla squadra di casa, 88-78, partita emozionante e sempre in bilico. Io ringrazio Cesare Donati per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida dal Palamura di Porto Torres. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: GSD 88, Dinamo Lab 78. Porto Torres che chiude al quinto posto, Sassari che chiude al sesto. Grazie ancora dal Palamura di Porto Torres, un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Directasport.it.